Bene, eccoci qua allora per la nostra rubrica del Memento, il consueto spazio che dedichiamo agli aggiornamenti su temi che abbiamo già affrontato nel corso delle nostre puntate, e questa sera, Ermanno, torniamo a parlare di Olimpiadi, Olimpiadi invernali 2026, le Olimpiadi Milano-Cortina. Ormai possiamo dire siamo addirittura d'arrivo, perché siamo a 2 anni praticamente esatti, anzi meno di 2 anni dalla cerimonia di inaugurazione. Però come spesso accade in Italia ci sono tante cose che sono ancora da definire e che non si sa se saranno poi definite in tempo anche peraltro. Sì, ma diciamo l'interrogativo è come è stata gestita questa Olimpiade in tutti i sensi. Cioè, chiaramente lo sport invernale, le Olimpiadi invernali sono le Olimpiadi di montagna, dove c'è la neve, dove c'è il ghiaccio, dove ci sono i palazzetti dello sport, i palazzetti del ghiaccio, eccetera. E invece, guarda caso, è andato a finire per la maggior parte, diciamo, molte delle attività olimpioniche sono finite nelle città, cosa assurda, no? Ma poi siamo rimasti che praticamente l'epicentro di queste Olimpiadi doveva essere Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo ha rischiato di avere poche, diciamo, attività sportive e di conseguenza non si capisce perché fanno le Olimpiadi invernali in città. E questo, naturalmente, Cortina ha anche il problema del bob. Il bob è una vecchia disciplina e parliamo che praticamente il bob, che nasce negli anni 50, ha come, diciamo, emblema 2 personaggi importanti, che è Shore Ice e Monti. Questi sono campioni del mondo, cioè sono campioni olimpionici, non solo, ma la fabbrica dei bob è a Cortina, ancora adesso. Cortina è praticamente l'epicentro. Bene, e il problema è che la pista del bob non c'è, cioè c'è una vecchia pista dei bob, ma naturalmente non può funzionare. Per quale motivo? Perché oggi con i cambiamenti climatici io posso congelare, come si faceva una volta, con l'acqua, lasciando di notte a 10-12 gradi, si congela, si crea la pista, perché la pista di bob naturalmente ha delle forme particolari, per cui naturalmente bisogna che il ghiaccio si congeli e si congeli in verticale, e naturalmente questo non è più possibile. Quindi occorre una pista di bob che sia come le piste, diciamo, nei palazzetti dello sport, sia un ghiaccio formato da un scambio termico. E questo naturalmente comporta il rifacimento di tutta la pista. Però tira, molla, quanto costa, eccetera, questo è il problema. Siamo arrivati ad oggi, finalmente è stato finanziato, hanno trovato un'azienda che farà questa pista di bob, ma poi il bob è uno sport da coltivare. Questo è un altro aspetto che andremo a discutere appunto con 2 esperti che abbiamo con noi, che ci racconteranno un po' i loro punti di vista sull'utilità del bob, ma soprattutto sul fatto che siamo in ritardo anche per costruire la pista da bob di Cortina. Non solo, ma anche sacrificando purtroppo degli alberi secolari, e di conseguenza la cosa è un po' in contraddizione. Lo sport, che è l'emblema della purezza, della cosa positiva, va ad abbattere alberi secolari, e quindi diciamo che le 2 cose non stanno insieme. Certo, sono sicuramente la parola. Certo, sono le contraddizioni di quando si organizzano eventi di questo tipo, che una volta sicuramente erano molto più semplici e meno impattanti, e oggi invece vuoi per la grande affluenza di pubblico, vuoi per il grande ritorno anche a livello, anche se vogliamo, interesse soprattutto economico, chiaramente vanno a colpire anche diciamo così, il nostro ambiente. E abbiamo con noi, per parlare di questo, 2 esponenti politici del Consiglio regionale del Veneto, e saluto in studio Cristina Guarda. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi, consigliere regionale per Europa Verde. In collegamento abbiamo invece Roberto Bet. Buonasera Bet, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Certo, ci mancherebbe. Bette, consigliere regionale della lista Zaia presidente. Allora, noi Ermanno abbiamo preparato un servizio riassuntivo, direi di proporlo subito, così facciamo il punto della situazione non solo sulla pista da bob, ma anche un po' su tutte quelle che sono le opere e anche come sono state divise le discipline, diciamo, di questa Olimpiade Milano-Cortina 2026, che era partita in un modo e poi è andata a finire in un altro. Lo vediamo assieme. Tra meno di 2 anni, esattamente il 6 febbraio del 2026, lo stadio di San Siro a Milano ospiterà la cerimonia di apertura della 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano e Cortina 2026. Un progetto mastodontico che nelle intenzioni doveva essere quasi a costo zero per il nostro Paese e che invece si è trasformato in qualcos'altro, con una spesa prevista di oltre 3 miliardi e mezzo di euro, tanto che l'attuale ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si è dichiarato pentito di aver promosso l'evento olimpico quando era sottosegretario, sostenendo che le Olimpiadi arriveranno nel 2026 e poi non arriveranno più. Ora, a 2 anni dall'inizio dei Giochi invernali, la preparazione si è trasformata in una corsa contro il tempo, come ha avuto modo di dire il ministro per lo sport Andrea Abodi, e infatti nella migliore delle situazioni i cantieri sono appena iniziati, ma per molti altri devono ancora essere fatte le gare. Le discipline olimpiche, come noto, sono state distribuite tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Le gare di sci alpino maschile saranno a Bormio in Lombardia, quelle femminili a Cortina d'Ampezzo, lo sci nordico in Trentino Alto Adige, in Val di Fiemme e Anterselva per il biathlon. Gli sport su ghiaccio, hockey e velocità si terranno a Milano, il curling invece a Cortina, dove dovrebbero tenersi anche le gare del bob, dello slittino e dello skeleton, ed è proprio la pista da bob a Cortina a destare preoccupazione. Il contratto è stato firmato, il cantiere è partito da pochi giorni, ma il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ha invitato comunque la Fondazione Cortina 2026 a pensare anche a un eventuale piano B. Se non dovesse essere pronta la pista a Cortina, si potrebbe correre a St. Moritz probabilmente. Intanto la storica pista intitolata Eugenio Monti è stata demolita e un bosco di larici secolari abbattuto. La ricostruzione invece deve ancora iniziare. La pista sarà lunga 1,6 km, avrà un dislivello di 110 metri, ma per completare tutto in tempo per l'omologazione olimpica bisogna concludere i lavori entro marzo 2025, quindi tra un anno esatto. Ammesso di riuscire a completare l'opera per tempo, restano tanti punti interrogativi invece sul suo utilizzo dopo l'appuntamento olimpico, con i costi di gestione proibitivi per uno sport sicuramente poco praticato, senza considerare l'incognita climatica con l'assenza ormai già da qualche stagione delle temperature veramente invernali che agevolerebbero la gestione. In Trentino invece è a buon punto la riqualificazione del centro per lo sci di fondo a Tesero, che sarà completato nella primavera del 2025. A Predazzo stanno per partire i lavori per la ricostruzione del trampolino, del salto con gli sci, mentre per il futuro villaggio olimpico si è in linea con la tabella di marcia. In Alto Adige invece i lavori all'arena di Anterselva, che ospiterà il biathlon, sono partiti a luglio scorso e si concluderanno il prossimo autunno. In Valtellina, a Bormio, lo sci alpino maschile vedrà allargata la storica pista Stelvio, con un nuovo percorso per lo slalom e il rifacimento delle tribune e della partenza. Si comincerà in primavera, così come a Livigno per lo snowboard. Il pattinaggio e l'hockey femminile si svolgeranno invece alla Fiera di Rho a Milano, con strutture temporanee, mentre l'hockey maschile si disputerà al Pala Italia di Santa Giulia, sempre a Milano. Per ora tralasciamo la gestione delle opere viarie e le infrastrutture collegate ai giochi, strade, ponti, tangenziali, oltre 110 opere che tra 2 anni non saranno pronte, al massimo partiranno. Il governo ha da poco commissariato la Simico, affidando 5 opere in Lombardia direttamente all'ANAS, il cui precedente non è però incoraggiante, visto che la stessa società aveva gestito le infrastrutture legate ai mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 2021 e non aveva completato tutti i lavori in tempo. Prego. Quindi siamo in
in piena opera, ma finiremo in tempo, ma soprattutto parliamo della pista da bob. La pista da bob era necessaria? Prego. Allora, è da 4 anni che mi occupo della pista da bob, mi occupo di queste Olimpiadi e per me l'importante è mandare un messaggio, cioè quello per cui dal 2018, anno in cui la Regione del Veneto nel dossier olimpico diceva che era in corso lo studio di fattibilità tecnico-economico e in realtà con i 4 anni di lavoro avevamo fatto emergere che ciò non era vero, perché le prime indagini sono iniziate soltanto alla fine del 2021, ecco, il nostro obiettivo era far emergere come dal 2018 fino al 2021 si sia atteso, in un'ottica attendista, si sia deciso di attendere, di non affrontare quella che era l'attività di progettazione che poteva essere fatta a prescindere da qualsiasi crisi, a prescindere da qualsiasi emergenza, così come sono state fatte altre opere, e soprattutto il principio etico-politico per cui quando si comincia a vedere che i costi da 41 milioni cominciano ad avanzare in maniera sempre costantemente più preoccupante, arrivando a più di 120 milioni, lì c'era la necessità di un'azione politica per dirci ok, è davvero necessario o non è necessario farla. E quindi grazie al cielo siamo riusciti ad avere in mano, dopo alcune peripezie, degli atti, le lettere che il Comitato Olimpico Internazionale aveva mandato nel 2020 al presidente Zaia, in cui diceva: guardate che noi del Comitato Olimpico Internazionale, insieme con le federazioni internazionali di bob, skeleton e slittino, vi diciamo che non è necessario fare un'altra pista da bob. Vi chiediamo di utilizzare una pista esistente e funzionante e vi suggeriamo di utilizzare anche una pista che è al di fuori dei vostri confini nazionali, e portando dietro con sé una valutazione tecnica, un memorandum che elenca tutte le piste fatte per le passate Olimpiadi, gli anni di utilizzo, i costi di realizzazione, ma soprattutto i costi di mantenimento, e dicendo: attenzione, c'è un problema, noi non vogliamo che questa sia una eredità negativa che cadrà sulle spalle dei futuri cittadini di Cortina e della futura popolazione del Veneto. Quindi noi avevamo già la scusa nel 2022 per cominciare a dirci 120 milioni possiamo destinarli ad altro, no? E quindi girando il territorio del Bellunese, girando le comunità montane anche del mio territorio vicentino e veronese, ho cominciato a domandare, no, anche che cosa avrebbero voluto, che cosa avrebbe desiderato una comunità di montagna per riuscire a rilanciare la montagna. E gli stessi empezzani mi hanno detto che non è la pista da bob sicuramente che rilancerà e che risolverà i loro problemi legati all'overturismo, legati alla presenza importante di macchine che impedisce anche a loro di poter vivere la loro comunità, il problema legato agli investimenti internazionali che stanno sostituendo gli investimenti delle famiglie locali e piano piano stanno gradualmente riducendo la popolazione locale, no? Certo. E quindi questo continuo pensiero di sostituire una vera strategia per la montagna con delle grandi opere e senza tra l'altro confrontarsi con la popolazione, perché nessun cittadino locale è stato interessato, non c'è stata nemmeno una presentazione pubblica. La prima volta che hanno sentito parlare della pista è stato perché sono andata io a fare la presentazione dei documenti che mi aveva dato la Regione del Veneto dopo settimane e settimane di attesa. Ecco, di fronte a questa situazione per me è stato importantissimo 4 anni fa cominciare ad alzare la testa e a dirci ok, dove vogliamo arrivare con questo investimento, certo. Cominciare a lanciare dei campanelli d'allarme con dei dati che non erano corretti, riportati all'interno dei documenti della Regione per supportare la costruzione della pista, e cominciare a dirci probabilmente l'alternativa la possiamo trovare. Abbiamo cercato di trovarla, abbiamo contattato Innsbruck perché ci sembrava la pista più vicina, ma ci andava bene qualsiasi soluzione per cercare di riportare la comunità politica veneta e nazionale a pensare a queste Olimpiadi non soltanto come l'occasione per fare grandi opere, ma come l'occasione per pensarle davvero sostenibili, come il CIO ci ha chiesto. Sì, ha introdotto bene l'argomento Robert Bett, una sua opinione su questo percorso olimpico, quanto è essenziale il bob anche come sport? Allora, rispetto alla storia raccontata fino adesso dalla collega Guarda, l'approccio è totalmente diverso. Allora, noi dobbiamo pensare che stiamo portando a casa uno dei più grandi eventi sportivi a livello mondiale,
Abbiamo ottenuto a Losanna nel 2019 questa assegnazione e che per noi è un grandissimo risultato. Non era così scontato arrivare a portare a casa le Olimpiadi invernali. Tra l'altro ricordo che erano nate prima con Torino, Milano, poi ci siamo inseriti noi veneti e abbiamo dato un valore aggiunto enorme alla candidatura delle Olimpiadi, che poi sono state chiamate appunto Milano-Cortina, io direi Cortina-Milano, visto che ci tengo più a evidenziare la partecipazione dei veneti. Hanno permesso di raggiungere l'obiettivo della vittoria, perché il tema del bob con Eugenio Monti, come si diceva prima, è un tema molto qualificante, è uno sport che a livello internazionale noi a Cortina siamo veramente, abbiamo il primato con un grande campione, il primato tra l'altro come si diceva prima con l'unica azienda al mondo che produce, almeno in Europa, che produce bob, ma soprattutto la possibilità di riqualificare una pista che, dobbiamo dire la verità, era lì abbandonata da anni, nessuno la utilizzava e necessitava di un intervento di bonifica perché non si poteva comunque continuare a lasciare lì una situazione del genere. Quindi questa vittoria delle Olimpiadi ci permette di raggiungere grandissimi obiettivi dal punto di vista degli investimenti sul territorio. Parliamo di più di 1 miliardo, e dico più di 1 miliardo di euro di opere infrastrutturali che verranno atterrate sul territorio del Veneto. La variante di Longarone, oltre 400 milioni di euro, la variante di Cortina, per non parlare del ripristino, per esempio, della pista da bob. Alla fine la cifra necessaria per mettere in piedi la pista, secondo i criteri di sicurezza e secondo, diciamo, le normative più all'avanguardia per questo tipo di sport, costa 124 milioni di euro. Chi realizzerà queste opere? Chi realizzerà la pista da bob? La verrà realizzata da una società che si chiama Simico. Una società che si chiama Simico, che è di proprietà, la maggioranza, diciamo, delle quote della società sono del governo, quindi saranno soldi del governo. Il governo coprirà praticamente il 99% di tutti gli investimenti di cui dicevo prima. L'Università Ca' Foscari, per darvi un paio di numeri dell'importanza di questo evento, ha fatto uno studio sull'indotto, no? Sull'effetto da quei prossimi anni per il Veneto. Ecco, a fronte di un investimento infrastrutturale di oltre 1 miliardo di euro, sul territorio si svilupperà un valore aggiunto di più di 5 miliardi di euro. E quindi questo vuol dire portare turismo, quindi questo vuol dire migliorare le infrastrutture, questo vuol dire riportare una pista da bob a livello mondiale che potrà essere poi utilizzata per gli sport invernali nei prossimi anni e quindi potrebbe veramente Cortina diventare la capitale del bob, dello skeleton, del slittino per i prossimi decenni, diventando un punto di riferimento per i turisti di tutto il mondo e per gli appassionati di sportivi di tutto il mondo. Quindi io credo che sia stata fatta una delle migliori scelte. Il presidente Zaia, lanciando, come dire, il cuore oltre l'ostacolo, ha lanciato questa idea di Milano Cortina, l'ha portata avanti e l'ha portata a casa. Credo che meriti veramente di poterla, se mi permettete una battuta, di poterla inaugurare, di poter partecipare alle Olimpiadi di nuovo da presidente della regione, perché quello che ha fatto per il Veneto e per l'Italia credo che se lo meriti tutto. Sì, però io entrerei nel merito del bob. Allora, avendo avuto un'esperienza, perché come maestro io ho fatto bob per 3 anni e il mio maestro era appunto Monti e Signor Paes, che allora abitavano a Cortina. Poi Monti è andato in Canada, è emigrato in Canada perché lì naturalmente ha sviluppato meglio quelle che erano le sue attività. E vi dico sinceramente che sono pochi quelli che seguono il bob, non viene ripreso dalle televisioni e non c'è neanche uno stadio, un posto dove le persone possano vedere la pista, se non affacciarsi alla pista, vedere che passa un attimo questo bolide che scende, ma poi tutto finisce là. L'altro aspetto del bob è che, finite le Olimpiadi o i campionati mondiali, le piste non possono essere mantenute perché sono costosissime. Di conseguenza l'allenamento lo si fa raramente e diciamo che chi è già naturalmente predisposto all'attività, non stiamo parlando del nuoto che uno fa 6 ore al giorno di nuoto perché deve diventare un olimpionico, non c'è questa possibilità di allenamento
per il bob, perché le piste non sono adatte e per la maggior parte dell'anno non sono innevate e di conseguenza non si possono usare. Il pubblico, se lo vede attraverso la televisione raramente, perché poi anche lì il posizionamento delle telecamere è all'arrivo, alla partenza e qualche diciamo, snodo, e di conseguenza diciamo che è vero che è un bello sport, ma a mantenere una pista di questo genere, anche la nuova, che vuol dire che deve essere una pista raffreddata appositamente di volta in volta e contro quello che è il cambiamento climatico, diciamo che è stata una scelta dovuta per Cortina, però diciamo, domandiamoci se sono stati soldi spesi bene con l'esperienza appunto di uno che ha fatto questa attività e diciamo quanto veramente la politica... Prego. E facciamo allora, due calli. La pista da bob che verrà realizzata... Sì? Chi parla? Ah, prego Roberto, non voglio rubarti spazio. Bette, parli pure. Grazie. La pista da bob verrà realizzata secondo criteri, diciamo, dal punto di vista della sostenibilità all'avanguardia. Avrà una parte minima, la minima indispensabile che verrà ghiacciata, e quindi c'è quella componente, diciamo, di costi per il mantenimento del ghiaccio, e poi ci sarà un programma di iniziative che verranno sviluppate da qui ai prossimi anni, che adesso la società, la Simico, la società infrastrutture Milano Cortina, insieme con la fondazione per le Olimpiadi Milano Cortina, certificherà e farà in modo di garantire che questa pista non venga di nuovo abbandonata a se stessa, ma come tutte le piste da bob, pochissime che ce ne sono in Europa e nel mondo, è vero che non è uno sport che attira tantissimi sportivi, perché questo è evidente, però è comunque uno sport che ha il suo pubblico, e non vedo perché, vista la storia di Cortina e vista insomma le caratteristiche che abbiamo nel nostro territorio e questa opportunità, non poterla sviluppare, ed è un peccato perdere questa occasione. Un'occasione del genere per il Veneto e per il recupero della pista di Cortina, se non ci fossero state le Olimpiadi non ci sarebbe mai stato, quindi per fortuna abbiamo le Olimpiadi, per fortuna possiamo recuperare la pista, per fortuna ne faremo una di nuova molto performante, e per fortuna potremo valorizzare questo sport qui in Veneto. È talmente performante che è esposta a sud, e grazie al progetto Light di Salvini sarà senza copertura, quindi completamente esposta al sole, e quindi richiederà molta più energia di quanto è stato preventivato nel piano economico nel 2021, e richiederà più di 22 milioni di litri di acqua potabilizzata, per cui anche con un costo di potabilizzazione e una difficoltà nella gestione della potabilizzazione, così come è stato testimoniato dalla provincia di Belluno e anche dal gestore del servizio idrico, per cui sicuramente non è una pista sostenibile. La sostenibilità per le piste da bob purtroppo non è garantita da nessuno, ma nemmeno quella economica, perché in media le piste a livello internazionale, come ci ha confermato il Comitato Olimpico Internazionale, perdono almeno $700.000 all'anno. Certo. Perdono almeno. Quindi noi siamo stati ad incontrare il sindaco di Innsbruck, che è verde, perché siamo andati da lui e gli abbiamo detto: ma sta attento, ma la regione del Veneto all'epoca, nel 2021, quando ha pubblicato i dati sui costi della tua pista, no, per confrontarli con la nostra, ha interloquito con voi? Lui ci ha detto no. Siamo andati quindi a parlare con chi gestisce la pista, ci parla di costi di centinaia e centinaia di migliaia di euro, nonostante la loro pista sia completamente utilizzata in ogni periodo dell'anno, per cui non riescono a coprire i costi di gestione, rimangono altissimi, perché nonostante l'utilizzo completo la pista è costosissima. E attenzione, gli ultimi mondiali sono stati fatti proprio a Innsbruck, 0 telecamere. Un atleta italiano, un solo atleta italiano, nonostante gli atleti italiani si stiano allenando, sono 50 in totale per bob, skeleton e slittino, pubblicati sul sito FISI della federazione, quindi degli sport invernali. Un solo atleta italiano, e soprattutto nessuna pubblicità, nessuna partecipazione, nessuna grande partecipazione di un pubblico, quindi di una partecipazione esterna. Addirittura gli albergatori di Innsbruck si sono lamentati di questa situazione, no? E quindi
Quello che io continuo a dire è: attenzione, stiamo spendendo dei soldi per uno degli sport che sta meno implementandosi, addirittura le federazioni internazionali dicono i nostri sport con una nuova pista da bob non hanno visto né nuovi iscritti né nuovi atleti, non c'è un'implementazione del numero di atleti grazie a nuove piste da bob, quindi c'è un grande punto interrogativo. E soprattutto nel 2008 nessun politico, nemmeno il presidente Zaia, che all'epoca nel 2007 era vicepresidente della regione del Veneto, che si era visto arrivare i messaggi di SOS da parte dell'allora sindaco di Cortina, che chiese nel 2007 e dopo nel 2008 fu costretto a chiudere la pista perché chiese aiuto, ma nessuno, né in regione né a livello nazionale, diede aiuto al comune di Cortina nell'affrontare le spese di gestione e le spese di ammodernamento della pista, che equivalevano all'epoca a circa 13 milioni di euro, una sciocchezza rispetto ai 120 milioni di oggi. Però il principio è: se allora la regione del Veneto non ritenne essenziale, nonostante un mondiale assegnato a Cortina nel 2011 se non sbaglio, non ritenne essenziale aiutare il comune di Cortina nell'affrontare queste spese, oggi non può venirci a dire che siccome sono soldi dello Stato, parentesi collega, sono comunque soldi dei cittadini italiani e veneti, non è che siano soldi regalati dallo Stato. Ecco, questi soldi pensa di investirli per una nuova pista dopo che ha abbandonato Cortina all'epoca. Cosa ci dovremo aspettare dal 2027 in poi, quando il comune di Cortina dovrà affrontare 700.000, 1 milione di euro di costi di gestione della pista? E Simico e Fondazione Milano Cortina dopo le Olimpiadi spariscono, così come è successo dopo il Mondiale del 2021 di sci, in cui la cittadinanza aveva chiesto una piscina, perché adesso deve andare a 1 ora e mezza di distanza per far imparare i propri figli ad andare a nuotare, no? Sì. Aveva chiesto una piscina e non se l'è vista fare. Lasciamo rispondere a Roberto Belli. Chiedo scusa. Prego. Roberto, a lei. Allora, certo, allora intanto non costerà 1 milione di euro la gestione della pista da bob, ma le stime che ho visto si aggireranno intorno ai 300-400 mila euro. Non è aggiornato, Simico parla di 1 milione e 2, 1 milione e 2 Simico parla. Uno alla volta. Io ho altri dati dalla regione e mi attestano intorno a queste cifre, e in più manca un programma di valorizzazione che sta per essere adesso redatto e certificato da Simico per garantire il funzionamento della pista nei prossimi anni. Poi teniamo conto che dobbiamo sviluppare un programma di eventi che potrebbe prevedere, da quello che ho capito, eventi di natura mondiale, campionati mondiali da celebrarsi ogni anno, quindi ci sarà un impegno, diciamo, nella valorizzazione di questa pista da bob sulla quale nessuno si sta tirando indietro, anzi c'è uno sforzo enorme verso questo obiettivo, anche perché, ripeto, se non ci fossero state le Olimpiadi, i 124 milioni per anche solo fare la bonifica e mettere a posto la situazione della vecchia pista da bob, nessuno li avrebbe tirati fuori. La regione, in assenza di eventi, in assenza di opportunità, oggi non avrebbe avuto la capacità economica, come non ce l'aveva nel 2007, di fare questo tipo di investimento. Ma adesso, con questa volano, io ripeto, abbiamo un'occasione mondiale in mano, e quindi è un peccato che anche a livello locale tra di noi ci sia, come dire, una lotta territoriale contro questa iniziativa, e tutto il mondo ci guarda e noi siamo qui che stiamo facendo la guerra perché magari tagliamo un larice o perché magari non vogliamo la pista da bob e ci facciamo una brutta figura. Ecco, io invito la collega ad avere una sensibilità più attenta anche alla valorizzazione di un progetto dove tutto il mondo ci sta guardando, quindi evitiamo le polemiche e lavoriamo tutti insieme per fare in modo che questa pista venga valorizzata, per fare in modo che Cortina diventi veramente la capitale mondiale dello sport, degli sport invernali, e che il Veneto sia di nuovo un centro di attrazione turistica, come del resto lo è già, ma che continuerà ancora di più attraverso questi investimenti nei prossimi anni. Ripeto, poi c'è un indotto che Caforse dice ci saranno quasi 5 miliardi di euro di indotto su questa operazione, 36.000 lavoratori occupati in più grazie a questa iniziativa. Io credo che siano tutti numeri positivi che devono essere valorizzati e di cui dobbiamo essere orgogliosi. Lavoriamo tutti sulla stessa direzione. Certo, certamente, ma dobbiamo fare un altro sforzo allora. Dobbiamo creare, diffondere lo sport del bob.
come bobbista io sono assolutamente d'accordo, anzi penso che quando sarà finita ci provo ad andare anch'io da distanza. Io ero nel 60, 61, 62, quindi 60 anni fa facevo il bobbista d'inverno ovviamente, però bisognerebbe coinvolgere le televisioni e la rete, perché se non vengono messe telecamere, non viene seguito questo sport, lo sport è praticamente un buco nero. Voglio fare un esempio, no? Quanto si parla di calcio? Abbiamo interi programmi che parlano di Serie A, di Serie B, Serie C, eccetera. Tutte le televisioni sono piene di partite di calcio. Allora, parlando e creando una moda del calcio, si può creare anche la moda del bob. E il bob è un bellissimo sport. Allora, se è frequentato, è giustificato anche la spesa, perché c'è una maggiore, diciamo, assiduità nel competere e nel seguire naturalmente questa attività, che è bellissima, ve lo garantisco. Anzi, propongo ai telespettatori di provare, perché poi ci sono anche dei momenti in cui la pista viene messa a disposizione anche per i neofiti e di conseguenza la cosa può essere piacevole. Quindi sono d'accordo con un bet, però naturalmente bisogna completare l'operazione. A lei, Cristina Guarda. Io ringrazio tantissimo, cioè il monito di conoscere lo sport eccetera è assolutamente doveroso. Qual è il problema? È che chi ha 126-130 euro da spendere per ogni singola discesa per fare un tentativo di discesa della pista da bob, cioè nelle piste esistenti in Germania e in Austria scendono all'anno 1200 persone. 1200 persone ci provano. I costi sono esosi rispetto alle entrate che si hanno. Poi il secondo principio è: io sarei assolutamente d'accordo sul fatto che la pista da bob si faccia e fosse stata riqualificata, perché all'inizio doveva essere una ristrutturazione. L'hanno venduta come ristrutturazione e su questo non c'era assolutamente dubbio. Il problema è che è stata distrutta, perché non poteva essere ristrutturata. Brava. Perché i bob adesso hanno una velocità molto superiore, ha bisogno di curve specifiche. Non era fatta in maniera tale da poter essere ghiacciata d'inverno. Allora poteva essere ghiacciata d'inverno, questo i tecnici me l'hanno garantito. Più che altro avevano già smantellato la parte rischiosa relativa alle sostanze chimiche eccetera, quella parte era già stata bonificata, ok? Non c'era bisogno di toglierla. Si poteva anche creare un'attività museale, un'attività sportiva attorno, c'erano i ciclisti che ci passavano dentro, cioè nel senso che la utilizzavano come discesa alternativa, per carità. Però il principio è che era completamente una ristrutturazione da ex novo, con ampliamento di consumo di suolo e fatta soprattutto, attenzione, non nei limiti definiti dalla legge, come dire, all'interno tutte le valutazioni ambientali, tutto il confronto con i cittadini previsto dalla legge eccetera. Siccome la Regione del Veneto dal 2018 al 2021 ha perso tempo e non ha fatto quello che doveva fare, tanto che è stata commissariata per i ritardi accumulati, tutti questi passaggi di valutazioni ambientali, tutti i passaggi che potevano consentirci anche di risparmiare i soldi e soprattutto di arrivare oggi con una pista già in costruzione, alla fine della costruzione, pronta per essere utilizzata e testata per le Olimpiadi, ecco che se si fosse fatto tutto nei limiti definiti nel 2018, allora io dico benissimo, si poteva fare, i tempi c'erano, i soldi magari sono stati anche risparmiati perché sono stati spesi 60 milioni al posto che 120, però il problema è che c'è stato un ritardo, un bypass di tutte le norme di valutazione ambientali grazie al commissariamento e di conseguenza tutto un bypass anche della comunicazione con i cittadini, che di fronte a questo io dico, per me non è una scelta, è sintomo di una scelta che non è positiva e soprattutto non è condivisa con il territorio. Sfido chiunque ad andare a Cortina a dire: siete tranquilli del futuro delle casse del vostro comune quando dovrete affrontare 700.000 euro di costi di gestione, perché i dati che forse le ha dato, sono stati dati dalla Regione al consigliere Bet, sono i dati del 2021, quando si prevedeva una perdita di gestione annua di 400.000 euro, ma adesso i costi sono aumentati notevolmente, tanto che Simico parla addirittura di 1,2 milioni, 1,4 milioni, per cui di costi di gestione. Per cui di fronte a questo io dico, ci sono tanti buchi neri purtroppo,
Sono certa del fatto che queste Olimpiadi potevano essere fatte e pensate attraverso una collaborazione internazionale che poteva aprire altre strategie di valorizzazione di Cortina delle Dolomiti, e ritengo che purtroppo nel marzo 2025 ci troveremo qui a segnare se la pista è stata consegnata nei tempi o se non è stata consegnata nei tempi. Il CIO è stato molto vediamo quello che succederà. Quello che dobbiamo fare, Roberto Bette, è attivarsi perché questa cosa diventa un valore aggiunto e non una perdita. Prego. Bert. Sì, volevo precisare che la Regione non è stata commissariata perché la società, ripeto, che si occupa della realizzazione delle infrastrutture sia sportive è la Simico, quindi non c'è stato nessun commissariamento. Ricordo che l'assegnazione delle Olimpiadi è avvenuta a giugno del 2019. Nei primi mesi del 2020 è stata approvata la legge, cosiddetta legge olimpica, che ha dato il via alla fondazione, all'assegnazione a questa società della gestione delle infrastrutture e a tutto quello che ci va dietro. Dopodiché ricordiamo che nel 2020 c'è stata la pandemia, poi c'è stata la guerra, sono aumentati i costi, c'è stata l'inflazione, insomma ci sono state un po' di difficoltà, piccole o grandi che siano, ma che comunque hanno rallentato, come hanno rallentato tutte le altre attività, e quindi paghiamo un po' anche questa situazione. Però non è che ci siamo persi d'animo. Oggi la pista da bob è partita, nel senso la realizzazione è cominciata, e quindi voglio dire, sono un ottimista anch'io incallito, e penso che arriveremo alla data, alla primavera, insomma, febbraio 2026, sia per le Olimpiadi sia per le Paralimpiadi, perché ricordo che poi ci saranno anche le Paralimpiadi invernali sempre a Cortina, per cui arriveremo a realizzare tutto e sarà un grande successo, secondo me. Dobbiamo essere invece orgogliosi di quello che sta avvenendo e cerchiamo tutti di lavorare sulla stessa direzione, magari oggi lavorando per implementare quel programma di valorizzazione della pista da bob, e non solo della pista da bob, per dare spazio agli sport sportivi, anche agli sport, scusate, invernali, anche quelli meno praticati. Voglio dire, se passa l'idea che se uno sport è praticato da pochi, quindi non si fa nessun investimento, allora possiamo chiudere la Formula 1, possiamo chiudere tantissime altre pratiche sportive che vengono praticate da singoli o da pochissimi sportivi, ma che invece raccolgono un consenso e un movimento di appassionati enorme. Per cui sì, questa tesi, non voglio litigare con la collega Cristina, tra l'altro stasera è anche la festa della donna, per cui faccio gli auguri alla Cristina e a tutte le donne, però voglio dire, la mia opinione è totalmente diversa rispetto alla sua, che rispetto comunque. Grazie del vostro intervento, speriamo che la cosa venga condotta bene, che soprattutto la RAI, che è quella che ci può aprire un grande portone, diciamo, una grande diffusione di questo sport che è veramente molto bello, ma la gente non lo conosce perché purtroppo non è in grado di avere un contatto anche quotidiano di questo sport. Di conseguenza quello che è importante è che la politica si attivi in RAI perché venga immesso nei canali sportivi che la RAI ha anche questo sport, e la gente si appassionerà e seguirà, e di conseguenza aumenterà anche il numero degli addetti ai lavori. Grazie del vostro intervento. Certo, grazie anche, diciamo così, per come avete partecipato a questo dibattito, pur su appunto posizioni diverse. Io ringrazio in studio Cristina Guarda per essere stata con noi, e ringrazio Roberto Bette in collegamento. Chiaramente entrambi avete un ruolo importante, anche chi, tra virgolette, cerca di controllare, di mettere i puntini sulle i su quello che si sta facendo, è un ruolo importante perché stimola chi è all'opera a fare le cose possibilmente al meglio. E secondo le regole. Secondo le regole, certo. Grazie. Noi con i nostri telespettatori sappiate che ritorneremo ovviamente ad occuparci delle Olimpiadi man mano che ci avvicineremo a questa importante scadenza, sicuramente, perché comporterà una grande visibilità anche a tutto il Veneto e a tutta Italia, se non altro il nord Italia, che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026.
2026. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo con la terza parte di TV7 Match e torniamo ad occuparci peraltro di ambiente e di rispetto dell'ambiente, perché torneremo a parlare di mobilità elettrica con l'annuncio di grandi compagnie produttrici di una, come dire, di una revisione di quelle che sono le prospettive di produzione appunto di veicoli elettrici. Alla scadenza del 2035 non è detto assolutamente che non possa essere posticipata. Ne parliamo tra poco.